Come sta andando il presidio del litorale per garantire il rispetto delle normative anticontagio? Per quanto riguarda i servizi, continuiamo sempre a fare questi servizi sia su Lavagna che Santa Margherita, e a Lavagna specialmente nel sabato e domenica, in collaborazione con l'ANC. Per quanto riguarda la mattina è abbastanza tranquilla la situazione, nel senso che comunque non ci sono grandi afflussi, si riesce a mantenere più la distanza, eccetera. Nel pomeriggio, nelle ore pomeridiane, nelle ore più calde, effettivamente qualche criticità è stata riscontrata, è stata segnalata e noi cerchiamo sempre di informare la popolazione, non sempre tutti sono attenti e ligi alle direttive, non che impartiamo noi, ma che vengono impartite dagli enti preposti. Ricordiamo, voi non potete imporre multe e quant'altro, in caso di non rispetto siete comunque costretti a chiamare le forze dell'ordine perché intervengano. Allora, molte persone lo capiscono e si adeguano, magari si spostano, eccetera, eccetera. Come ricordavi bene te, noi non possiamo sanzionare nessuno, possiamo solo avvisare e fare presidio e siamo comunque tenuti, in caso di non ottemperanza alle ordinanze sindacali, a far presente sia alla polizia locale e alla capitaneria. E poi il nostro compito, diciamo, finisce lì. Noi abbiamo più che altro un compito di avviso e di monitoraggio. La Riviera comunque vede la presenza di tanti turisti, persone anche di seconde case comunque che stanno passando il periodo di vacanza nella nostra terra. Sì, sì, assolutamente sì. C'è un afflusso rilevante di persone che o seconde case o alberghi comunque hanno scelto di passare la vacanza qua da noi e questo vale sia per i comuni, tutti e due, entrambi i comuni, sia Lavagna che Santa Margherita, perché anche i miei colleghi di Santa Margherita mi riferiscono che c'è un buon afflusso di turismo, diciamo. Eh, Molto italiano, stranieri sono molto meno rispetto agli anni precedenti. E comunque sì, c'è un bel afflusso. E ora ripeto, quello che stavamo un po' pensando è la valutazione di queste 2 settimane, che sono settimane, diciamo, a cavallo di Ferragosto, quindi magari saranno quelle un po' più soggette a presenze.